Allora, ciao, sono Michela, per chi non mi conoscesse sono infermiera nell'ospedale civile di Pescara, non lavoro in un reparto Covid, ciò nonostante, come da prima della pandemia e come probabilmente dopo la pandemia, perché ci sarà un dopo, mi sono fatta il mazzo. Mi sono fatta il mazzo, alle 7:30 sono arrivata alla mia automobile parcheggiata al parcheggio dei dipendenti e ho trovato questo scempio che mi rifiuto anche di inquadrare bene, un volantino negazionista, sopra il vetro della mia auto. Io mi permetto di commentarlo con voi nella speranza che questo video venga condiviso, se vi fa piacere, per magari arrivare a questo negazionista che ha speso parte del suo tempo e della sua vita per informarmi che non vi è alcuna emergenza Covid, 4 notizie lo confermano, torniamo alla vita normale. Allora, io vorrei commentarlo, potrei utilizzare i dati incontrovertibili, però loro non ci crederebbero. Quindi io vorrei argomentare proprio su questi dati che mi danno loro. 4 notizie lo confermano. Allora, se mi dici che non vi è alcuna emergenza Covid, che è la notizia dell'anno e del decennio, questa pandemia, mi domando perché tutte le altre notizie non hanno valore, mentre queste 4 sì. Cioè, come hai fatto a scegliere proprio queste 4 notizie come fonti di verità? Cioè, questo lo voglio capire. Perché queste 4 notizie sono vere e depongono a favore del non emergenza Covid, e invece tutte le altre, tutti gli altri ANSA invece risultano delle falsità. Perché? Spiegamelo, cioè non ha senso. Allora, tasso di letalità sotto i 70 anni è solo dello 0,05%. Bollettino OMS, sempre l'OMS conferma che il Covid è come l'influenza. Allora, caro amico che mi scrivi il volantino, le persone morivano anche prima di influenza con il vaccino. Adesso siamo con un'influenza senza vaccino. Forse ci arrivi, forse ci arrivi. Prima morivano e c'era il vaccino che voi negazionisti rifiutavate di fare. Adesso non esiste neanche il vaccino. Va bene. E altra riflessione, solo la letalità solo dello 0,05%. Ma 0,05% di tutta la popolazione over 70, cioè è un numero di persone che muore devastante. Cioè, ammesso non concesso che sia vero questo dato, perché io adesso do per vero queste notizie, ma per te è un numero accettabile che queste persone muoiano solo per il coronavirus? Cioè, è tanto, guarda che cioè, è tanto, cioè tu stai dando ragione che c'è un'emergenza Covid, perché sono tantissime persone malate. Però noi sappiamo che non sono solo lo 0,05%, sappiamo che non sono solo gli over 70. Cioè, se per te questo è un solo, sono spaventata che una persona che ha un rapporto così semplice con la morte si sia avvicinato alla mia automobile, al mio posto di lavoro. Cioè, sei un pericolo sociale. Comunque, la notizia 2 è la vita normale in Brasile. Ammesso e non concesso che sia vero che in Brasile la vita sia normale, ma hai presente qual è la normalità della vita in Brasile? Cioè, ma tu hai mai letto? Non chiedo se ci sei mai stato, ma sai qualcosina delle favelas, della tratta dei bambini schiavi, la prostituzione, gente che muore di qualsiasi malattia se non fucilato e gambizzato? Cioè, questo è il tuo modello di riferimento? Cioè, no, grazie. Non paragoniamo al Brasile, per favore, cioè una grandissima terra, ma... Notizia 3, Trump guarito in 4 giorni. Ma perché tutti quanti abbiamo gli stessi mezzi per guarire che ha Trump? Vi faccio presente che i miei amici e colleghi lavorano in un rapporto di un infermiere per 5 malati intubati, mentre la normalità dovrebbe essere 1, massimo 2. Un infermiere per 5 significa che ogni paziente, a prescindere, c'ha il 20% di mortalità, di rischio di mortalità in più, e non legato al Covid, è legato proprio all'assistenza infermieristica. Perché non so se lo sapete, cari che mi ascoltate, la qualità e la quantità di ore dedicate all'assistenza infermieristica è direttamente proporzionale al rischio che si ha di morire, in generale, da prima del Covid, è proprio così. Quindi io immagino che i miei colleghi che si fanno un culo come una capanna lavorino un po' con la morte del cuore perché sanno di non poter dare il massimo, cioè, o comunque sanno di non poter garantire il top dell'assistenza che i malati che hanno fra le mani meriterebbero.
e probabilmente Trump aveva più di un infermiere diviso altre 5 persone, più di un medico diviso altri 30 pazienti. Voi che dite? Oltre che mezzi economici, sociali, di influenze politiche, di farmaci sperimentali allucinanti di cui non so niente e non ne voglio sapere. Quindi paragoniamoci a Trump con quale non ha senso, non ha senso, perché la situazione in Italia è un'altra. Non hanno tutti i mezzi di Trump. Non so, tu che scrivi il volantino forse sì, ma ti assicuro che io per prima, se mi ammalassi, sarei una poveraccia insieme a tutti gli altri. Bolsonaro, presidente del Brasile, grazie che lo specifichi, guarito con idrossiclorochina. Cioè, anche qui, ma perché questa notizia è realistica, invece tutte le altre no? Perché questo farmaco merita... Cioè, perché uno scienziato vale di più che ti dice che questo farmaco non vale e 15 scienziati, che non sono solo 15, sono molto di tutta la comunità scientifica, dice no, non è vero? Perché credi proprio all'unico che dice un'evidente cazzata? E poi tu hai le competenze per sbugiardarlo? E soprattutto, ma capisci anche che cos'è questo farmaco? Sai in quale processo eziopatologico va a interferire per disinnescare la bomba del Covid? Cioè, ma non è una malattia facile. Infatti, quarta notizia. Perché il termine Covid si cura facilmente con già oltre 10 medicine, ma non è vero perché abbiamo visto che facilmente, cioè è una malattia che se ti colpisce bene, cioè ti dà una crisi multiorgano, non so quale sia il tuo parametro di facile, crisi multiorgano per me non è sinonimo di facilità. Quarta notizia, tampone positivo non significa nulla, Zaia, oltre il 96% dei positivi è senza sintomi. A parte che l'opinione scientifica di Zaia conta meno di zero spaccato, perché non è uno scienziato e non ha studiato queste materie, non ha competenze. Ma poi il fatto che non ci siano conseguenze alcune dipende, perché tu potresti anche non ammalarti di Covid, ma poi te la porti sulla coscienza tu, le persone, i tuoi cari che si ammalano. Altra riflessione, se adesso siamo in zona rossa in Abruzzo o rischiamo un lockdown, è anche colpa di voi negazionisti. Se i vostri negozi chiudono, è colpa perché molti di voi non hanno seguito le regole. Se ci fosse stato il distanziamento, se non foste andati in discoteca, se aveste indossato delle mascherine certificate e non quelle schifezze di stoffa, a quest'ora il virus non si sarebbe diffuso e i vostri negozi sarebbero aperti. Quindi probabilmente tu che ambisci una vita normale sei parte del problema. Altra riflessione, noi medici e infermieri ci facciamo il culo da una vita, non siamo eroi, non siamo dei santi, non siamo dei missionari, siamo dei professionisti che lavoriamo, la maggior parte di noi lavora con passione, lavora con dedizione e con molta serietà, da prima della pandemia e già da prima lavoravamo con forti deficit di personale. Voi non ve li meritate i nostri sacrifici. Quindi per favore, se ti ammalerai di Covid o di qualsiasi altra malattia, visto che hai deciso che le nostre diagnosi, le nostre cure non sono vere, non sono efficaci, non venire in ospedale. Ma non perché io non ti voglio curare, ma perché non te lo meriti, profondamente. Buona vita a tutti quanti.